Come pensionati della CGIL, il tema di genere, in questo caso delle donne, è sempre un tema che ci ha sempre appassionato e coinvolto e continuerà ad esserlo. Ma in concreto, in tanti anni, i problemi delle donne, giovani, lavoratrici e non anche, rimane secondo me ancora irrisolto, oppure in parte irrisolto. Prendiamo una lavoratrice. Intanto abbiamo degli stipendi che sono più bassi rispetto a quelli che sono nel settore maschile, ma noi abbiamo anche delle difficoltà a diventare madri e rimanere e tenerci quel posto di lavoro. I servizi che dovrebbero essere primari per dare risposta a queste donne che decidono di avere figli, e sappiamo a parte le difficoltà della natalità che ci sono in Italia, dovrebbero essere gli asili nido, dove ci sono. Se sono pubblici, prima di entrare devi avere delle graduatorie lunghissime. Se sono privati hanno dei costi che sono insostenibili, anche per papà e mamma che lavorano. Dall'altra parte ci potrebbero essere i nonni. I nonni oramai non sono più in grado di accudire i figli, perché le varie riforme delle pensioni ci hanno portati ad essere nonni troppo anziani. E di conseguenza che come fai? Rinunci. Rinunci a che cosa? Finisce il periodo della maternità, ti metti in disoccupazione, fai la NASPI e dopodiché passano 2 anni, tu hai già perso quella tua performance che era prima per poter andare sempre nello stesso posto di lavoro. Le giovani mamme oggi si trovano con queste non risposte da dare. Vorrei avere la mia autonomia, che è un'autonomia economica, e vorrei anche il piacere di essere mamma. Rimane sempre una risposta a metà.